È una vicenda interessantissima quella dei veneti, italiani e veneti che migrarono nel Rio Grande do Sul brasiliano. Interessantissima perché furono isolati in una zona di montagna, vissero isolati per una cinquantina d'anni e questo ha permesso la conservazione di tutte le caratteristiche sociali e linguistiche che avevano al momento della partenza dall'Italia. Ancora oggi lì si parla il dialetto veneto. E quindi abbiamo ricostruito questa vicenda che dura ormai da 150 anni in sostanza, sulla base di una documentazione che era finora conosciuta solo in parte e noi l'abbiamo recuperata per intero, che sono le relazioni che i consoli italiani, i diplomatici italiani nel Rio Grande do Sul fecero andando periodicamente a visitare, prima della Prima Guerra Mondiale, queste comunità. Abbiamo recuperato quasi 30 relazioni, alcune lunghissime, che ricostruiscono e permettono di documentare in tutti i modi sia le condizioni di vita di questo gruppo di italiani, sia anche lo sviluppo progressivo del Rio Grande do Sul, perché questa gente, questi veneti, hanno contribuito a creare il Rio Grande do Sul brasiliano come è oggi, cioè uno degli stati oggi più evoluti, più ricchi, più industrializzati e più dinamici del Brasile. Questa comunità era attenzionata con un focus particolare da parte del consolato italiano, perché fu anche dal punto di vista del Brasile un esperimento migratorio tutto particolare. Qui nel Rio Grande furono create 4 colonie destinate solo ed esclusivamente agli italiani, quindi è una vicenda che tanto i brasiliani quanto le autorità consolari italiane hanno dovuto seguire con molta attenzione, attraverso appunto documentata dalla documentazione che noi abbiamo qui riprodotto. Quello che invece è mancata, bisogna dire, poi è la risposta da parte del governo italiano. Si fecero da parte dei consoli che visitavano questa comunità molte richieste all'Italia di sostegno, invio di maestri, invio di medici, invio di aiuti, creazione di una linea navale diretta dall'Italia a Porto Alegre, cosa che il governo italiano poi allora ha sempre o quasi sempre disatteso. Questa è stata un'occasione per riallacciare i rapporti con la comunità veneta in Sud America, con la quale noi abbiamo avuto nel corso degli anni tanti rapporti, sia loro sono venuti qua in diverse visite che hanno fatto in Consiglio regionale, sia i nostri rappresentanti istituzionali sono andati in quei territori a rendere loro visita. Questa è stata un'occasione per riprendere un dialogo con loro. L'occasione era questo libro. È stata molto importante la visita che abbiamo fatto col vicepresidente Pigozzo, proprio per toccare con mano anche questa realtà, sia la realtà di un tempo, quindi i reperti storici di quell'epoca, ma anche l'attualità, cosa questi nostri concittadini sono riusciti a fare in quel territorio, così impervio, così ostile, e che hanno trasformato come un territorio tra i più ricchi del Brasile.